Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo qui per le finali NBA, l'ennesima per Veneziano, che andiamo anche a vedere perché, scusate, insomma, Veneziano si è, vabbè, a parte i 4 MVP consecutivi, ma Veneziano si è sparato la prima finale contro Charlotte, persala, 1, 2, 3, terza 3 finali ha fatto, San Antonio che è campione del mondo in carica oltretutto. Quindi quarta finale per noi, quarta finale. Adesso vedremo un po' cosa riusciremo a combinare. Cioè, sarà dura, perché questi qua sono campioni in carica anche. Guardate San Antonio, Billups, Ginobili, Maggot, Duncan, Robinson contro Veneziano, Allen, Pierce, Garnett, Blake, Kelly. Ah, Kelly titolare. Va bene. Mamma mia, sfida tra le due più forti, a parte LA che è proprio Los Angeles, non esiste, nonostante il roster mostruoso, non riesce a portare a casa un titolo. Sarà Veneziana a portare il titolo anche a lei fra un po', chissà. Ma Kubeto che vuole fermarsi a Boston. Mamma mia. Qua abbiamo pesi massimi, ragazzi. No, finalmente con la scritta The Finals, bravi, bravi. Ok, inizia le finali NBA, la quarta per il Cube. Con, attenzione, una panchina in campo, una sedia in campo, scusate. E Veneziano mette 2 punti. Veneziano, nonostante la giovanissima età, è proprio un veterano ormai. No, no, no! Questo sto attento che sono tentato a fare sempre fallo, non va bene. Attenzione. McGaddy. Ray Allen che ancora non sta benissimo comunque. Pierce Paul. Allen Ray. Tiro un po' forzato, si vede Tim Duncan recupera Ginobili. Duncan è stato il re delle finali dell'anno scorso, mamma mia. Che hanno vinto il titolo. Il campo di Boston è bellissimo. No, madonna, bruttissimo errore qua di Boston. Questi sono forti, No, ragazzi, però se Garnett mi sbaglia questi sono dolori. Manu, Ginobili, non sta capendo niente Boston. Ancora, ragazzi, l'inizio spaventosamente brutto di Boston. Ray Allen. Non ne mettiamo mezzo, Disastro Boston, 11-2 dopo 9 minuti. Non so più cosa dire. Non ne stiamo azzeccando mezza. Sente la tensione forse Boston? Dopo gli anni di Bird è un po' che non vince nulla.
C'è il primo anno, comunque vincere il primo anno non è facile. Tifosi di Boston impietriti. (16-2) meno 14 dopo 8, cioè dopo pochi minuti del primo quarto. 4 minuti sono passati. Eccolo qua, finalmente. Ci vuole già un miracolo per entrare in partita. Raga, non sbagliano niente. Solo Veneziano sta facendo qualcosa per il momento, eh? Gol. Secondo un mattone. Fallo, va bene. Tim Duncan. Il caraibico sbaglia il secondo. Ray Allen. Troppi giochini, meno male che la metta. L'ha messa. Cosa ha messo Duncan, signori? Io devo fare i primi 6 minuti nelle finali. Che brutto inizio, ragazzi, di Boston. Alle, anche questo, dopo sbaglio anche i tiri, oltretutto. Bravo Tyson. Cerchiamo di salvare il salvabile. Questi non sbagliano niente, raga, però, Inizio di finali bruttino per Boston. Sono troppo marcato, raga. Sono troppo marcato. Kevin Garnett. Dai, se posso dare la scossa. Errore di Billups, ma sempre loro rimbalzo. Finalmente recuperiamo una palla. Paul Pierce. Grande Paul. Ok, possiamo fare la simulazione. Vediamo se sarà un recupero di Boston, che sembra già esserci comunque. No, in realtà no. Perdiamo anche male. Già il fattore campo è andato. Non iniziano bene queste finali NBA. Gara 2. Fattore campo già andato. Boston è sull'1-0. Fa subito errore per San Antonio. Grande Kuma.
L'ex Vancouver ha cominciato come prima, bene. Il problema è che sti qua sono infermabili, raga. Infermabile San Antonio, che vuole il secondo anello consecutivo. Bravi però, dai. Non riesco a difendere. Paul Pierce, fallo. Fallo su Pierce. Buono. Buono. San Antonio ha fatto una squadra veramente devastante. Ripeto, questi non sbagliano una virgola. Chauncey Billups che è un fenomeno. Infrazione, buono. Bravo Kume. Canestro importante. Niente, tutti i rimbalzi perdiamo, però non va bene questo, non va bene il caraibico ai liberi. Gol. Secondo lo sbaglia, Brand KJ che recupera. Bravo, bravissimo Kevin. Niente. Purtroppo la sbaglia. Ginobili, solo rete per Manu Ginobili. Veneziano sbaglia, Garnett no. Vale dura Beppel, è molto dura. Qua Garnett umilia Ginobili. Non prendiamo un rimbalzo. Strapotere San Antonio, extra possessi a go-go. Qua però sbagliano anche loro. E il veneziano la dà a Kevin. Aia. Bravo. Niente, il cubo è bloccato. Da casa sua. Finalmente. Questo è un gran missile, purtroppo è Ginobili, è forte. Manu Ginobili è un cazzo di cecchino. Ma cos'è la sfida Ginobili veneziano? Altra tripla.
Stavolta il Come vuole l'anello, vuole subito l'anello con Boston. No. Sono dure ste finali, sarà durissime, raga. Se non possiamo andare sullo 0-2, però quello no. Robinson, stoppata di Chandler, ma recupero ancora di Robinson. E ancora Duncan. No, incredibile, tutti loro. Sono dei fenomeni a rimbalzo, San Antonio. Terza tripla di fila? No. Non c'è Kay. Niente, altro errore del Kume. Palo di Veneziano, che boh. 2 su 2. Più 3 Boston. Bravo Kume. Kevin Garnett. E va in lunetta con il tiro libero supplementare. No, questo è un mattone osceno. Dai, adesso però Boston deve vincere. Buono, 1-1. E adesso si va a San Antonio per recuperare il fattore campo. Dobbiamo assolutamente recuperare il fattore campo. San Antonio, Spurs, Boston, Celtic. Che squadrone, i Fantastici 4. Ma anche loro sono i Fantastici 4 però, Dai. In un campo bellissimo quello di Sant'Antonio di sti anni. Robinson prende la palla a 2, contesa a... Cosa fa Billups? Ma che cazzo? Buono, meno male che è nostra. La giocata facile, che sbaglia anche questa, meno male che c'è ancora Garnett, stoppata, incredibile. Inizio non rassicurante. Bravo Kume. Il come si invola, il come si invola, il come si invola. E la perde. Madonna, inizio scioccante. Veneziano ha portato a ste robe. Garnett c'è. Inizio grottesco di finale. Di gara 3. Ma zio Ken, Kume, 3 errori così, no. Ginobili la mette subito. No, neanche lui sbaglia. Madonna, che inizio. Percentuali del tiro da Serie C polacca. E il Kume sbaglia il quinto. No, ragazzi.
Robinson l'ha messa, alla fine dopo 52 errori. Fallo sul Cume che non mette neanche questa dal campo. Mi sbaglia anche un libro, mamma mia. Ginobili da solo. Gol. Ray Allen, solo rete, almeno Allen segna. Fallo di Tyson su Ginobili. No, perché... Ah. Ha preso un po' troppo. Oh, finalmente, yes! Potevo sbagliarne 5.000. Mamma mia, tanti errori oggi, finale sentitissima. Bravo. Aia. Mamma mia, qua veramente errori da ambo le parti clamorosi, Ray Allen su assist di chi? Del Cuba, signori. Buono, buono. Dobbiamo riprenderci il fattore campo oggi. La linea della carità, Tim Duncan. Primo errore. Vai Kevin. Bravissimo. Il Cume da solo. Ed è solo rete. Però il lavoro di Garnett è encomiabile. E Veneziano la ruba. Non ci credo per Billups. Fortunatissimo Chansey. Ginobili non può fare. No, vabbè, ha messo un tiro che è veramente impossibile. Mamma mia. Ray Allen, gol. Andiamo avanti con tiri da 3, basta adesso. Vediamo. Partita tirata questa, brutto vantaggio di San Antonio. Aia. Sì. Siamo sul 2-1 per San Antonio. Ultima partita per oggi.
non so se ce la facciamo a vincere. Vedo un Sant'Antonio, vedo San Antonio superiore come squadra. Concentration Kuma. No. Cioè, già siamo in difficoltà, dobbiamo far bene quando gioco. Tim Duncan l'ha messa. Tim Duncan la mette. Subito un 4-0. Tim Duncan 4, Boston 0. Bravi, dai. Potevi metterla però, Tyson, zio Ken. Fai schifo ai liberi. La vedo duretta, raga, Da 2 l'ha messa al Kuma. Bravo. Questa è la quarta finale, 2 vinte e una persa per il talentissimo. Tutte e 3 con Vancouver e la quarta questa con Boston. Ray Allen, ma niente. Veneziano Allen, sono 3 punti sicuri. Eccolo qua il talento, eccolo qua. Il 4 volte MVP consecutive. Qua la cagata di Chandler invece. Chandler recupera con un bel rimbalzo, però non era facile in mezzo a quei campioni. No, mattone. Bravo Garnett. Bravo Kume. Splendido Kevin. Mamma mia. Niente. Bravo Kume, bravo. Chi però ragazzi è dura. Boston sembra più squadra. San Antonio sembra più squadra, ha già vinto un titolo, ci sta. Sembra più l'era di San Antonio ancora. No, una difesa impenetrabile, un attacco fenomenale. Qua fa una gran cosa però Garnett. Sono 2 grandi squadre, ragazzi. E il Kuma intanto butta un triplone pesantissimo. No, da solo Chansey, cagata di Chansey.
Paul Pierce, mattone. E Garnett comunque, ragazzi, adesso qua l'hanno messa, però Garnett è uno dei giocatori più completi in assoluto. Stavolta la premiata ditta veneziano Allen non creano il triplone magico. Mamma mia, qua il Cume fa un'azione però che veramente non ha un senso logico. Riguardiamo. Grande. Dai. Bravo Cume. E ancora il Cume recupera. Mamma mia, però quando il Cume fa queste cose è un fenomeno. Bravissimo il Cume e questa volta al contrario. Sì! Però questa dobbiamo vincerla, eh. Ho fatto di tutto. Niente da fare. Ecco, adesso San Antonio vola. Dai. Devo giocarla. 31 punti e 7 rimbalzi. L'altro veneziano ormai fa più, forse più rimbalzi che... Grande Allen, ti prego. Sì. Garnett 8-6. Garnett oggi non alla grande. Vabbè, ma raga, il Cume fa tutto, può far tutto Cume. Allen, questa non la mette, no, no, doveva entrare questa. Boston sta andando tutto e si vede. Questa, se non vinci questa è quasi finita la finale. Non entra mai però, quando serve. Sbaglia tanto che San Antonio, non ne approfittiamo. No, ma dammi il non mi dà mai il fa, ma vaffanculo, va, ma dai, ma va a cagare. Incredibile. San Antonio è veramente la difesa più forte del mondo, dai, cioè non è possibile che non ne mettiamo più uno. Fallo su Chandler che non sa tirare i liberi, quindi. Vai. Ecco, bello questo. No, ci regalo 2 liberi. Dai. Ray Allen. Gol, dai. Bisogna vincerla questa, raga. Ginobili sbaglia, sì. Perché? Perché Allen? Perché? Siamo troppo stanco. Chiaramente loro la mettono. 31 punti, 4.
C'è anche 7 rimbalzi però il Kume rischia anche triple doppia a go-go. No, non ci credo. 3 punti di svantaggio abbiamo. Bravissimo. Sta dando veramente tutto a Boston però, Bravo Kume, intelligente. Questo è pesante, sto errore. Se la mette è finita. Devono vincere loro, non c'è niente da fare. Allen con la disperazione. Non sbaglia. Finita qua. San Antonio è più forte e vince il titolo, secondo me. Basta. Ma vaffanculo. Finisce il 40, se proviamo a simulare l'ultima perché se in caso è finita possiamo chiudere le finali. Non me l'aspettavo così. Vabbè. Vediamo. Chiaramente entro nell'ultimo quarto se serve. 9-3-8-5. Sono più forti, dai. Proviamo a entrare. 5 punti di svantaggio. Dai. Ma anche a Boston dominio di San Antonio. No, è finita, non vado neanche a perdere tempo. Finisce qua, ragazzi, si è visto subito che San Antonio è la più capace, più forte, più tutto. San Antonio vince il secondo titolo consecutivo. E Tim Duncan, l'MVP delle finali. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!